Festival literatury sveta Fabula. V sodelovanju s Cankarjevim domom. Professor Galimberti, benvenuto, grazie per essere questa sera qui con noi a Lubiana, al Cankarjev Dom. L'ultima volta ci siamo visti proprio qui su questo palcoscenico, credo un 4, 5, 6 anni fa, una cosa del genere. Oramai non seguiamo più il corso degli eventi, gli anni sembrano, il tempo sembra dilatarsi da un certo punto di vista. E oggi siamo qui per riflettere sul futuro, ma io direi di cominciare con il presente. Com'è questo presente, insomma, nel quale stiamo vivendo oggi, nel quale lei sta vivendo come filosofo, come docente, come uomo di lettere? Che cosa sta vivendo? Come sta vivendo nella società che oggi ci circonda? Ma dunque, il presente è caratterizzato da una dimensione nichilista. Nichilismo non è una parola qualsiasi, l'ha introdotta Nietzsche e l'ha definita con 3 battute molto pesanti. Manca lo scopo, manca la risposta al perché, tutti i valori si svalutano. Manca lo scopo vuol dire che il futuro non è una promessa, non è più una promessa, e se non è una minaccia certamente è imprevedibile, soprattutto per i giovani, sto parlando di loro perché il futuro riguarda loro. Senz'altro è imprevedibile, e quando il futuro è imprevedibile non retroagisce come motivazione. Perché devo studiare, perché devo lavorare e al limite perché devo stare al mondo. Ecco, questa mi pare la situazione attuale. Nietzsche ha detto queste cose 150 anni fa e ha detto: arrivo troppo presto, mi capirete tra 50 anni. Noi ce ne abbiamo messi 150, ma adesso lo stiamo capendo. Una delle cose sulle quali abbiamo forse riflettuto nei momenti, li definirei da un certo punto di vista più bui, ma non necessariamente bui, ma quando mancavano questi riflettori, quindi in questo momento senza riflettori che ci è stato dato da vivere durante le prime settimane forse della pandemia, quando veramente il mondo sembrava essersi fermato, ecco, forse abbiamo riflettuto un po' anche sul concetto di solitudine. Diciamo sempre che l'uomo moderno è un uomo solo, che vive solo su questo mondo, e poi in realtà quando ci è capitato di dover vivere da soli, siamo stati in grado di viverla questa solitudine, di trarne forse beneficio o no? Come l'abbiamo vissuta secondo lei? Ma dunque, la solitudine nasce quando il prossimo non è più a disposizione, non è più in circolazione. Il distanziamento sociale non l'ha inventata il Covid. Il Covid avrà inventato il distanziamento virale. Il distanziamento sociale l'ha inventato l'informatica, dove io posso parlare con una persona in Australia, ma poi non conosco il mio vicino di casa, il mio compagno di scuola, il mio amico del bar. Questa è la fonte della solitudine, perché siamo tutti davanti a un computer, anche le nostre relazioni passano attraverso quello schermo, non c'è più un corpo a corpo, un vis-à-vis. Ecco, questo è il fondamento della solitudine. La solitudine poi è un luogo anche interessante, se vogliamo, può essere anche un luogo di riflessione, può essere un luogo di lavoro intellettuale. Io in questo periodo ho scritto 2 libri, perché non avevo altro da fare. E però intorno alla solitudine, quando la solitudine non è attiva, e allora diventa una cosa pesantissima. C'è una bella battuta di Philip Roth, il quale dice: ogni tanto ho l'impressione di essere solo, altre volte sono sicuro. Quando si è sicuri di questa solitudine, allora incomincia quel tormento interiore, quell'impossibilità di diluire anche il proprio dolore nella conversazione, si continua a rimuginare, le cose diventano più grandi di quello che sono, e soprattutto nel periodo del Covid non c'era distrazione. Non c'era distrazione, c'era anche l'angoscia del futuro, in termini di lavoro, in termini di economia, in termini
continuavamo a dire che avevamo paura del Covid, ma non è così, perché la paura ha un oggetto determinato di cui ho paura. Vedo un cane e scappo, vedo un incendio e me la do a gambe. Ma nel caso del Covid il pericolo veniva da tutte le parti, non lo vedevi, non sapevi che te lo poteva trasmettere. E allora avevi a che fare col nulla davanti a te, pur sapendo che il pericolo era da tutte le parti. Ecco, qui non si deve parlare mai di paura, si deve parlare di angoscia. L'angoscia è quando non c'è niente a cui agganciarsi, c'è il pericolo che però è indeterminato, non sai dove si trova, non sai chi te lo può attaccare, non sai con chi puoi camminare insieme o da chi ti devi guardare. Ecco, allora questa è l'angoscia. L'angoscia è quando tutto sparisce, anche il pericolo non ha più un oggetto e diventa tutto pericoloso. Tutto senza poterti difendere, perché quando è tutto pericoloso cosa fai? Ecco, qui si tocca con mano il nulla. Prima abbiamo parlato di nichilismo, qui si tocca con mano il nulla, a cui agganciarsi, il nulla a cui agganciarsi. Da una parte questi sentimenti di angoscia, di profondo nulla, anche di solitudine, eccetera, eccetera. Dall'altra parte però sembra che una parte della società neghi tutto ciò, cerchi di andare avanti negando tutto questo. La società sembra essere ancora più polarizzata rispetto a prima, o no? O siamo noi che ne leggiamo sui giornali, che abbiamo poi questa immagine un po' distorta di questi due grandi gruppi che si contrappongono? Beh, i Novax sono una minoranza, non sono la maggioranza. E per me i Novax sono il no qualunque cosa ci sia, loro sono patentati per dire no. Prima c'era no TAV, poi c'era Novax. Insomma, sono delle persone antagoniste che non accettano o che guardano con sospetto l'ordine istituzionale, eccetera. Poi parlano di libertà, in realtà i Novax sono schiavi delle loro convinzioni e la tua convinzione non è una regola o un riferimento tale da poter tranquillizzarmi. Rifiutano la scienza. Ora la scienza è un sapere oggettivo, valido per tutti. La sua sperimentazione è trasmissibile ovunque, da chiunque, col medesimo risultato. Allora a questo punto preferisco la scienza alla tua convinzione personale o la tua opinione personale. Però loro no, neppure a questo. All'inizio si invitavano a persuaderli. Non ce la fai a persuaderli. Sarebbe come cercare di persuadere un credente che Dio non esiste. Non ce la fai. Sono forme di mente immobilizzata. E allora se tu non fai mai giocare le tue idee, se non le metti mai sotto critica, se non le guardi mai da un altro punto di vista, se non parli con nessuno per vedere di fartele modificare, e allora a questo punto subentra quel dogmatismo che noi imputiamo agli uomini di religione, ma che è una forma diffusa delle menti statiche che non vogliono assolutamente entrare nella crisi delle proprie idee. E adesso faccio però un po' l'avvocato del diavolo, se mi permette. E una delle critiche che sentiamo molto spesso è proprio questa, cioè l'uomo che non crede ai vaccini è l'uomo filosofico che applica il dubbio filosofico a ciò che lo circonda, a ciò che gli viene imposto, a ciò che è, diciamo, il valore, il mito supremo, ecco, piuttosto che il valore supremo del momento. Dove finisce il dubbio filosofico e comincia l'idiozia filosofica? Alto. Come facciamo a capire cosa abbiamo di fronte? Dunque, Socrate diceva di non sapere niente e io sono convinto, alla maniera di Socrate, che la filosofia non sa niente. Il sapere, la conoscenza appartiene alla scienza. La filosofia è un atteggiamento. In cosa consiste questo atteggiamento? Consiste nella capacità del dialogo. Con la parola dialogo non sto dicendo una cosa tranquilla. Tutte le parole greche che cominciano per dia sono tutte parole che indicano la massima distanza. Diametro è la massima distanza in una circonferenza. Diavolo è il massimamente distante da Dio. Dialogo vuol dire che tu la pensi in un modo e io la penso in un altro.
La filosofia è soprattutto questo atteggiamento. E allora si dialoga. Ma cosa vuol dire si dialoga? Si dialoga con un atteggiamento interiore che consiste nel ipotizzare che il mio avversario abbia un gradiente di verità superiore al mio. Questa cosa si chiama tolleranza. La tolleranza non è tollerare chi ha la faccia scura o chi ha gli occhi a mandorla. La tolleranza è ipotizzare che quello che il mio avversario pensa abbia qualcosa che io non possiedo e di cui posso invece arricchire il mio bagaglio culturale. Se c'è questo atteggiamento, allora si comincia a ragionare. La filosofia è soprattutto un atteggiamento, è soprattutto una disposizione, perché cos'è la verità se non l'effetto di un dialogo infinito che si è creato nella storia? Nient'altro che questo. Lei prima ha detto il sapere appartiene alla scienza. Nei suoi libri ricorre spesso questo leitmotiv, quest'idea della scienza e della tecnica che possono, dove invece la filosofia, l'arte, l'immaginazione, l'etica non può. Che cosa significa questo concetto? Dunque, quando diciamo scienza, non dobbiamo pensare che la scienza sia pura e la tecnica sia un'applicazione della scienza. Questa è una delle idee che bisogna far ballare nella propria testa. Cioè, alle idee bisogna criticarle, le idee che abbiamo dentro non devono diventare abitudini mentali, devono essere sempre continuamente messe in questione, così si è all'altezza dei tempi. Comunque, la scienza non è pura e la tecnica non è l'applicazione della scienza, la tecnica è l'anima della scienza, perché la scienza non guarda il mondo per contemplarlo, la scienza guarda il mondo per manipolarlo, quindi l'intenzione è già tecnica. Sarebbe come se in un bosco andasse un poeta con un falegname. Il poeta vede incantesimi in questo bosco, scrive poesie. Il falegname vede armadi, sedie, tavoli. Ecco qui, il paesaggio è uguale, però il falegname ha già un'intenzione manipolatoria. Bene. Allora bisognerebbe parlare di tecnoscienza. La tecnica poi, e questa è la cosa più preoccupante, è la più alta forma di razionalità mai raggiunta dall'uomo. Molto semplice questa razionalità, che consiste nel raggiungere il massimo degli scopi con l'impiego minimo dei mezzi. Questa logica appartiene anche al mercato, però il mercato ha ancora una passione umana che è la passione per il denaro, da cui la tecnica è del tutto esonerata. I valori della tecnica sono efficienza e produttività. Se questa diventa la modalità di pensare di tutti noi, e lo sta diventando perché la nostra società è organizzata sulla base del mercato e della tecnica, se io tolgo la parola denaro non capisco più niente del nostro tempo, se tolgo la parola tecnica non capisco più niente del nostro tempo, la nostra società è organizzata da mercato e tecnica, se la logica del mercato e della tecnica diventa la maniera universale di pensare, e allora sono guai, perché questo tipo di pensiero, come diceva giustamente Martin Heidegger, è un pensare come far di conto, calcolare, denken als rechnen, diceva lui, un pensiero che calcola. Non abbiamo un pensiero alternativo al far di conto. E questo significa che non capiamo più che cosa è bello, che cosa è vero, che cosa è giusto, che cosa è buono. Capiamo solo che cosa è utile, perché quello ritorna nel calcolo. Ecco, e a questo punto tutte le dimensioni irrazionali vengono eliminate. L'uomo è anche irrazionale, perché irrazionale è il dolore, irrazionale è l'amore, irrazionale è la fantasia, irrazionale è l'immaginazione, irrazionale è il sogno. Tutte queste cose per la tecnica sono inciampi, per il mercato sono perdite di tempo. E non appena queste due figure, mercato e tecnica, diventano la forma del mondo, quelli che danno forma alla società, bene, allora l'uomo esce dalla storia. Perché tutto quello che non riguarda efficienza e produttività e razionalità della tecnica non conta niente. Anche l'arte, quando diventa arte, quando entra nel mercato, perché se non entra resta un'espressione biografica.
Quando parliamo di scuola, e questo è un discorso che torna sia in Italia, in Slovenia, insomma anche altrove, e parliamo spesso del fatto che la scuola non insegna ai ragazzi a vivere in un mondo dove dovranno avere dei saperi utili per qualcosa. Lei invece qui sembra fare un passo indietro, dire, quando parla di educazione, lei spesso sottolinea che invece la scuola ha anche un'altra funzione, quella che forse potremmo chiamare inutile. Beh, la scuola dovrebbe lavorare sull'inutile, perché è una catena dell'utilità. Se A è utile a B, il quale acquista senso se è utile a C, se C è utile a D, e non si arriva mai a qualcosa di inutile che ha valore in se stesso, anche tutta la catena dell'utilità non ha significato. Oggi, per esempio, io faccio anche lo psicanalista un giorno alla settimana, e mentre, non so, nel 1970 venivano delle persone che avevano problemi di sentimento, di sessualità, di amori e di dolori, oggi vengono persone che chiedono qual è il senso della mia vita. Io mi sento un funzionario di un apparato, devo eseguire le azioni prescritte e descritte dall'apparato. Posso avere tutte le obiezioni di coscienza che voglio, ma alla fin fine devo adeguarmi alle cose prescritte e descritte. Ricordo un bancario che mi ha detto: il mio capo Aura mi ha ordinato di vendere dei titoli spazzatura. La mia coscienza si ribella, ma se non lo faccio mi licenziano. Ecco, questo significa tecnica, questa cosa qua significa tecnica, dove la responsabilità ce l'hai solo nei confronti del superiore, mai con la persona che è di fronte a te, perché si guarda solo l'utilità. Ora, la nostra scuola, io mi riferisco alla scuola italiana, non so, può darsi che qui le cose vadano meglio. Ho detto chiaramente in Italia a più riprese che la nostra scuola al massimo istruisce, ma non educa. Perché l'educazione è un'altra cosa rispetto al versamento di nozioni. L'educazione prevede, primo, che l'insegnante individui il tipo di intelligenza dei suoi allievi, perché la scuola lavora solo con l'intelligenza logico-matematica, scrivere e far di conto. Però ci sono intelligenze diverse, c'è un'intelligenza musicale, c'è un'intelligenza artistica, c'è un'intelligenza corporea persino. Un campione di calcio ha un'intelligenza corporea perché senza riflettere instaura un rapporto immediato tra potenza e distanza. Questa è l'intelligenza corporea. E allora se non si parte dalle differenti intelligenze non si arriverà mai all'acquisizione adeguata dell'intelligenza logico-matematica, che è molto utile, che però non tiene conto di tutte queste altre varianti. E poi l'educazione significa far passare i ragazzi attraverso diversi stadi. I ragazzi partono con delle cose naturali che si chiamano pulsioni. Se si fermano a livello pulsionale, allora noi li chiamiamo bulli, non so come li chiamate voi. E chi è il bullo? Il bullo è uno che non ha linguaggio e che lavora solo con i gesti, picchia, mena, sostanzialmente le persone più deboli. Cosa fa la scuola con i bulli? In Italia li esclude dalla scuola, li mette fuori. Invece li deve tenere lì il doppio del tempo per fargli passare dalla pulsione all'emozione, che è un passaggio molto importante. Quando dico emozione sto parlando di una cosa importantissima, la risonanza emotiva delle azioni che compio. Io sono convinto, anche perché ho le prove, anche perché leggo anche i referti delle dichiarazioni dei ragazzi nei tribunali quando fanno qualcosa di esagerato. Oggi un ragazzo che va a scuola sente la differenza tra insultare un professore o prenderlo a calci. In Italia anche i genitori hanno preso a calci i professori. Sentono la differenza tra corteggiare una ragazza e stuprarla? Non lo so se tutti sentono la differenza. Io che per ragioni giornalistiche ho letto un po' di queste risposte che i ragazzi danno ai giudici che le interrogano e vengono giù così e dicono: ma che cosa abbiamo fatto? Quindi non c'è risonanza emotiva. Questo è pericolosissimo, perché tu puoi compiere anche dei crimini senza avere un riscontro interiore. Kant diceva che il bene e il male potremmo anche non definirli perché ciascuno li sente, usa il verbo fühlen, Gefühl, li sente naturalmente da sé. Oggi non è più vero.
E poi il terzo stadio, la scuola dovrebbe insegnare i sentimenti, perché i sentimenti non li abbiamo per natura, i sentimenti sono un prodotto culturale. Mettiamolo in mente questa cosa. Le tribù primitive insegnavano attraverso miti e racconti, insegnavano che cos'è totem, che cos'è tabù, che cos'è puro, che cos'è impuro, cos'è sacro, cos'è profano, e davano un certo ordine al comportamento umano. I greci hanno creato nell'Olimpo uno scenario grandioso, dove ci sono tutti i sentimenti e le passioni umane. Zeus è il potere, Atena l'intelligenza, Apollo la bellezza, Afrodita la sessualità, Ares l'aggressività, Dioniso la follia. E uno queste cose le impara. Oggi non possiamo più ricorrere al mito, però abbiamo quel serbatoio dove si può imparare i sentimenti che si chiama letteratura. Perché la letteratura ti insegna che cos'è il dolore in tutte le sue coniugazioni, che cos'è l'amore in tutte le sue versioni, che cos'è l'angoscia, che cos'è il coraggio, che cos'è la speranza, che cos'è la delusione, che cos'è la noia. Te le impari lì, perché se non le impari nella tua testa non c'è uno schema, qualcosa a cui agganciarti quando il dolore ti afferra. Ragazzi che stanno male e alla domanda di che cosa soffri, ti rispondono, perché non hanno nessuno schema di lettura, non conoscono i nomi delle sofferenze e neanche le vie d'uscita. E per questo Eschilo diceva giustamente, il dolore è un errore della mente. Se la mente è povera, se la mente non ha strumenti, se la mente non ha acquisito queste configurazioni con cui si articola la dimensione sentimentale, non hai neanche gli strumenti per venire fuori. Prima diceva dei bulli, all'inizio parlava della tolleranza, dell'intolleranza, adesso siamo passati ai bulli, siamo passati al ragazzo che non conosce, non comprende, non immagina la differenza tra corteggiare una ragazza e stuprarla. Ma è vero o non è vero che la nostra società sta diventando sempre più violenta? O è una nostra percezione, è una nostra immaginazione? Perché se leggiamo le cronache, per esempio la cronaca di Parigi nel XVII secolo, insomma il livello di violenza che c'era è allucinante. Eppure noi oggi abbiamo questa sensazione che mai una società è stata tanto violenta quanto è violenta la nostra società. Sì. Beh, questo è dovuto al fatto che siamo passati dalla società della disciplina, che è finita pressappoco negli anni 60-70, dove c'era permesso e proibito, e queste regole venivano osservate, a una società dell'efficienza. Allora c'è una versione, contano i risultati e c'è un tipo di umanità che deve ottenere questi risultati e ce la fa un po' con gli psicofarmaci, un po' con la cocaina, deve essere sempre up to date. E poi c'è quelli che non ce la fanno a entrare e che però hanno la forza tipica della gioventù, i quali la scaricano in termini di violenza. Perché la violenza? Perché la scuola è fallita, perché la scuola non ha dato linguaggio. E più le scuole non danno linguaggio, e più non educano, e più non fanno fare quel percorso pulsione, emozione, sentimento, perché uno che ha sentimento non brucia un immigrato che dorme sulla panchina, non picchia un handicappato che va a scuola con la sedia a rotelle. Ecco, finché la scuola si degrada fino a questo livello, a quel punto lì è ovvio che subentra la comunicazione attraverso la gestualità. E allora invece di insultare un ragazzo lo piglio a cazzotti, qui nasce la violenza. La violenza è il collasso del linguaggio. Nel 1976 il linguista Tullio De Mauro, italiano, aveva fatto una statistica, un sondaggio, per vedere quante parole conoscevano i ginnasiali. E aveva stabilito che ne conoscevano 1600. 20 anni dopo, nel 96, ha ripetuto il sondaggio e i ginnasiali ne conoscevano 600. Oggi io penso che i ragazzi si muovono tra le 200 e le 300 parole. Troppo poco. Perché non puoi tu, con poche parole, avere tanti pensieri.
Perché a differenza di come si è soliti considerare, che secondo cui la parola è solamente uno strumento per esprimere i pensieri, è esattamente il contrario. Tu puoi pensare limitatamente alle parole che conosci. Come fai a avere un pensiero a cui non corrisponde la parola? È la parola che ti consente di nominare un pensiero. Il collasso della parola, secondo me, è l'origine della violenza, perché se io non riesco a parlare con un altro, come faccio a esprimere il mio sentimento di affetto, di ira, di non sopportazione? Uso i gesti. E questo, il collasso della scuola è stato proprio la base di queste cose. Il collasso della scuola a cui si aggiunge poi la famiglia. La famiglia è diventato quello che è diventato, un luogo assolutamente insignificante quanto a regole, un luogo in cui in qualche maniera si è ucciso persino il desiderio nei ragazzi, perché quando io riempio la loro cameretta già da piccoli un'infinità di regali, il desiderio è mancanza, il desiderio funziona se la cosa che desidero non ce l'ho in mano, perché le cose che ho in mano non le desidero. E finché riempio la loro cameretta di regali, il disastro che faccio è che gli spengo il desiderio. Poi è inutile che i genitori si lamentano e quando i ragazzi hanno 14-15 anni vengano a dire ma a mio figlio non interessa niente. Per forza, hai fatto il lavoro prima tu. L'hai riempito di cose prima ancora che li desiderasse. E il desiderio non aveva ragione di attivarsi a questo punto. Questo è un po' un disastro, guarda, la famiglia è veramente un po' un disastro. Se solo consideriamo una cosa molto semplice, Freud dice che nei primi 6 anni di vita, 6, si formano definitivamente, ci sono degli avverbi importanti, le mappe cognitive e le mappe emotive. Mappe cognitive vuol dire il modo di vedere il mondo circostante, poi il mondo in generale. Mappe emotive, che effetto mi fa, che risonanza emotiva mi dà ciò che vedo, come reagisco al mondo che vedo. Le neuroscienze sono più severe di Freud e dicono che queste mappe si formano nei primi 3 anni di vita. Ora i bambini fanno vedere come sentono e come vedono il mondo, con i loro disegni, con i colori che usano. Glieli fanno vedere alla mamma e la mamma dice vabbè adesso non ho tempo, devo far da mangiare, te li vedo domani, e domani vuol dire mai. Ecco, questo è un problema grosso perché queste mappe emotive e cognitive si formano come possono e possono in uno scenario in cui ogni espressione infantile non viene badata. I padri non parlano con i bambini piccoli perché si annoiano. Poi si lamentano che quando i ragazzi hanno superato i 12 anni e la parola dei padri non conta più niente, si lamentano che i figli non parlano più con loro. Le madri parlano con i figli, ma parlano a livello fisico. Sei stanco, hai sudato, metti la maglia, stai attento che piove. Mai una domanda psicologica sul tipo come ti senti? Sei felice? Mai. Non si sentono queste parole. E allora che cosa succede? Succede quello che succede, che questi ragazzi vengono su come possono e poi esprimono la loro forza, la loro energia in una società che non li ha educati né in famiglia né a scuola. E la scuola per educare non si può avere delle classi di 30 persone, perché non puoi vedere i ragazzi a uno, deve avere classi di 12 o 15 persone. Si fa questo? No, non si fa. E allora abbiamo questo tipo di situazione. I giovani sono violenti, ma non solo i giovani. Adesso parliamoci chiaro, non solo i giovani. Non solo i giovani. È venuta fuori una cattiveria, un sospetto, è come se il Covid ci avesse detto che ciascuno è un untore. Poi, dopo non è più vero, abbiamo fatto tutto il vaccino, però è rimasto che il vicino chissà cosa mi procura di male. Ecco, a questo punto nasce una diffidenza e si passa accanto alle persone come si passa accanto ai muri, senza salutare o senza vedere. Se ti accosti a uno per chiedere una via, quello cammina diritto. Non so se questa è solo una visione di chi vive in una città metropolitana come Milano, oppure è anche un'abitudine generalizzata.
D'altra parte però forse, come diceva lei prima, sì, la scuola ha questi due compiti, no? Cioè educare e istruire. Lei prima diceva, ecco, oggi al massimo la scuola può istruire. Eppure sembra che anche da questo punto di vista la scuola abbia mancato un po' il suo obiettivo. L'ultima volta, mi ricordo quando eravamo qui, parlavamo della democrazia e lei diceva la democrazia funziona se tutti noi quando c'è un referendum sul nucleare siamo in grado di andare lì e di esprimerci in merito alla fusione nucleare. Eppure pochi tra di noi possono fare una cosa del genere. Nessuno. Il problema è che siamo arrivati ad un livello di società complessa dove, prendiamo per esempio la democrazia, l'ha inventata Platone. Platone ha detto che bisognava costruire la democrazia. Democrazia vuol dire, kratos vuol dire potere, demos vuol dire popolo, potere al popolo. Ma i problemi che doveva risolvere il popolo in piazza, nell'agorà di Atene, erano semplici. Un esempio che ci fa Platone è convochiamo i tebani e chiediamo se possono darci gli alberi del monte Citereo con i quali noi costruiamo le navi per fare la guerra ai persiani. Semplifico. I tebani vengono e dicono sì, noi ti diamo tutti gli alberi, però stai attento che una volta che abbiamo disboscato il monte Citereo, la bora aumenta e tu non esci quando vuoi, ma esci quando la bora si calma. Queste sono cose che capisce la gente. Oggi la gente non capisce i problemi della nostra organizzazione tecnico-scientifica. Non so, si chiedono a me, vuoi o non vuoi il nucleare? Adesso in Italia si comincia a parlare di nuovo di questa cosa. Non lo so, perché non sono un fisico nucleare. Oppure dobbiamo procedere col tasso di sconto o con l'incremento del PIL oppure con il rientro del debito. Non lo so perché non sono un economista. E allora che cosa succede a questo punto? Che basta che uno, in una società complessa, se c'è uno che ti dà uno slogan che ti colpisce emotivamente, quello diventa un dio. Ecco da dove nasce quelle figure di sovranismo che noi abbiamo in Italia, tipo Salvini o quell'altro soggetto, la Meloni. Perché hanno la maggioranza? E quando finirà questa legislatura avremo un bel centrodestra di quelli brutti, perché in Italia non c'è mai stata una destra, c'è sempre stata una destra fascista. Perché? Perché danno messaggi semplici e chi non sa risolvere i problemi, chi ha dei dubbi e riceve una risposta semplificata, ma la prende al volo, così almeno non ha neanche bisogno di pensare. Questa è la loro capacità. Mi piace l'esempio che ha preso da Platone, quello degli alberi. Sembra che oggi però neanche questi messaggi semplici riusciamo più a capirli, perché una cosa come, non so, disboscare una collina, cioè lo capivano gli ateniesi più di 2000 anni fa. Eppure noi oggi continuiamo a disboscare questa collina, toccando oramai con mano quelli che sono gli effetti di questo nostro operato. Eppure neanche qui riusciamo a fermarci. Perché? Quindi siamo peggio degli ateniesi. Qui mi voglio dire una cosa pesante, se posso dirla. Posso dirla? Questo è un po' una delle ricadute negative della tradizione giudaico-cristiana. Perché i greci concepivano la natura come quello sfondo immutabile che nessun uomo, nessun Dio fece. Sempre è stata, è e sarà. Fine. Quando subentra la tecnica, per esempio, allora nasce una questione in Grecia. È più forte la natura o è più forte la tecnica? Una questione che Eschilo pone nel Prometeo incatenato. E lo chiede a Prometeo, perché se la tecnica è in grado di far fuori la natura, e allora la natura non è più quello sfondo immutabile che fa da regolatore alla costruzione di una città secondo natura, di un comportamento della vita secondo natura. Prometeo dice giustamente «Tecne dananches astenestera macrola», la tecnica è di gran lunga più debole delle leggi della natura. E tutto è tranquillo. Ma il greco non avrebbe mai dominato la natura, perché il greco pensa che l'uomo nasce, cresce, genera e muore esattamente come tutti i viventi. Non ha nessun privilegio nell'universo. Platone dice, uomo meschino, non pensare che questo universo sia stato fatto per te.
Tu piuttosto sarai giusto se ti aggiusti all'universa armonia. Platone. I cristiani, la tradizione giudaico-cristiana invece pone l'uomo al vertice del creato. E quando Dio, Yahweh, allontana Adamo, dopo il peccato, che cosa gli dice? Come potrà vivere questo uomo che non ha mai fatto niente nel paradiso terrestre? Glielo dice Dio. Gli dice, dominerai sugli animali della terra, sui pesci delle acque, sui volatili del cielo, dominerai. Questa categoria del dominio è diventata coscienza collettiva in Occidente. Non ci siamo mai chiesti perché scienza e tecnica sono nati in Occidente e non altrove, perché l'Occidente è cristiano. E io sono convinto che le due cose vanno perfettamente insieme. Occidente e cristianesimo sono proprio iperlegati. Non è una convinzione solo mia. In Italia c'era un teologo che adesso è morto, che era di estrema destra, ma era molto intelligente, ogni tanto capita, che diceva sopravviverà l'Occidente alla fine del cristianesimo? No. Sopravviverà il cristianesimo alla fine dell'Occidente? No. Ma la categoria del dominio è proprio nasce da lì. L'uomo al vertice del creato e la natura a disposizione per il suo dominio. A questo punto chi lo ferma? Nessuno. Adesso noi abbiamo tradotto la terra dal luogo di abitazione in materia prima. Questo lo diceva già Heidegger nel 1927. Quando guardiamo un fiume percepiamo energia elettrica. Quando sentiamo il vento percepiamo mulini a vento. Quando guardiamo il suolo percepiamo il sottosuolo. E questo è lo sguardo. Anche la nostra percezione viene modificata dal bisogno di utilizzare la terra. E sempre Heidegger conclude che non ci siamo fermati all'uso della terra, ma siamo arrivati all'usura della terra. Adesso siamo in questa condizione. Irreversibile. Smettiamo di cantarci le cose. Nel 2030 ridurremo l'anidride carbonica, nel 2050 non ci saranno più emissioni. Per il 2050 non ci arriviamo, non ho nessun dubbio su questo, perché il catastrofismo lo continuiamo a vedere ma non ci dice niente. I 45 gradi di calore in Canada, oppure l'Alaska che non ha più neve, oppure la Groenlandia che si sta sciogliendo tutta. Vediamo queste cose, facciamo qualcosa? No, perché lo sguardo è cosa torna di comodo all'uomo nel tempo breve. E a questo punto finiremo malissimo. Ma chi ha detto che l'uomo deve governare la terra dimenticando gli animali, dimenticando le piante, dimenticando tutto quello che esiste? Anche Kant, che costruisce un'etica non cristiana, lui pensa di costruire un'etica con gli strumenti della sola ragione, perché dice, siccome tutti hanno delle religioni diverse, non possiamo dedurre l'etica dalle religioni, bisogna fondare l'etica sulla sola ragione. E cosa consiste l'etica di Kant? L'uomo va trattato sempre come un fine e mai come un mezzo. Cristianesimo puro. Perché oggi nell'età della tecnica, davvero l'uomo va trattato sempre come un fine e tutte le altre cose sono un mezzo? Non so, l'aria oggi è un mezzo o è un fine da salvaguardare? L'acqua è un mezzo o un fine da salvaguardare? E la flora, e la fauna, e l'atmosfera, e la biosfera sono tutti mezzi? No, sono fini da salvaguardare. Con che etica ci possiamo muovere? Non ne abbiamo altre. Abbiamo l'etica cristiana che è fallimentare, l'etica kantiana che non dà risultati, c'è l'etica di Weber che dice che non bisogna guardare nel giudicare una persona e la sua etica, non bisogna guardare se è l'intenzione che promuove l'azione, perché chi riesce a vedere che cosa succede nell'interiorità degli uomini? Bisogna guardare gli effetti dell'azione, rispondi degli effetti della tua azione. E però Max Weber apre una parentesi e dice finché gli effetti sono prevedibili. Chiusa la parentesi. Ora, se c'è uno scenario dove gli effetti non sono prevedibili,
Questi scenari sono proprio della scienza e della tecnica. La scienza, quello che noi pensiamo fini della scienza, sono risultati di procedure che se vanno bene, se vanno male si cambiano, ma non sono prevedibili. Chi lavora in un laboratorio queste cose le sa. Ecco, e allora che cosa succede? Non abbiamo un'etica. La tecnica va avanti e rende disponibile un'infinità di cose. E l'etica cosa fa? Chiede alla tecnica che può di non fare ciò che può. Non si è mai visto nella storia. Non so, fecondazione eterologa. In Italia non si può, in Spagna si può, prima o poi si va in Spagna, oppure anche in Italia si consegnerà l'eterologa, per dire. Ma tutto ciò che è possibile fare prima o poi si fa. La tecnica non sta nel suo ambito. Io sono libero di non avere il cellulare o di non avere il computer. È una mia scelta avere il cellulare? No, me l'ha imposto la tecnica, perché se la comunicazione passa attraverso i cellulari, attraverso i computer, se io non ho questi strumenti, ho un'esclusione sociale. Allora la tecnica è già entrata nella società, ha già deciso i nostri comportamenti. E cosa succede? Succede che la politica non è più il luogo della decisione. Platone l'aveva instaurata come tecnica regia, perché diceva le tecniche sanno come si devono fare le cose, la politica decide se e perché si devono fare. Quindi tecnica regia, luogo della decisione. Oggi la politica non è più il luogo della decisione, perché la politica per decidere guarda l'economia. Allora si è spostato il luogo della decisione nell'economia, che non è democratica l'economia, perché a muoverla è profitto. Quindi la democrazia, attenzione ad abusare di questa parola, semmai dopo ne parleremo. Comunque, ma anche l'economia non è l'ultima istanza della decisione, perché come fa l'economia a decidere dove investire? Per decidere guarda le novità e le risorse tecnologiche. E allora la decisione finisce per essere alla tecnica. Ma la tecnica non promuove un senso, non apre scenari di salvezza, non dischiude un orizzonte di significato, non redime. Tecnica funziona e il suo funzionamento diventa la forma del mondo. Basta, chiuso, non c'è altro da fare. C'è un bel libro di Gunther Anders intitolato L'uomo è antiquato. Gunther Anders era un allievo di Heidegger, è andato in America a lavorare alla Ford perché era un ebreo e in America si è messo a lavorare anche se era un filosofo perché doveva portare a casa il pane. E scrive al suo maestro: maestro, lei mi ha detto che l'uomo è il pastore dell'essere. Io qui alla Ford sono il pastore delle macchine. Il mio compito consiste nel controllare le luci che stanno in sequenza davanti a me, luce bianca, luce rossa, luce blu, luce bianca, luce rossa, luce blu, e quando si interrompe questa sequenza e io devo smettere la mia ginnastica oculare e muovo il mio braccio, ho fatto un gesto col mio braccio, sollevo una leva che ferma il sistema, poi riabbasso con la leva e riprende lo schema di prima. Io sono il pastore delle macchine. Poi dice, quando esco e vedo tanti disoccupati che farebbero volentieri il mio lavoro, mi vergogno di aver pensato queste cose. Ma l'uomo diventerà sempre più il pastore delle macchine nel rapporto uomo-macchina, la guida è già passata alla macchina. Beh, ha detto poco tempo fa, qualche minuto fa, che avremmo parlato ancora di democrazia e libertà, queste due parole tanto abusate, forse proprio da chi non dovrebbe abusarne. Dunque, la democrazia è un'idea regolativa. Kant chiamava regolative, giustamente, chiamava regolative quelle idee che non importa che si realizzino, l'importante è che si tenda a realizzarli. Un modo di dirigere le proprie azioni in quella direzione, questo vuol dire regolativo. Allora, la democrazia è un'idea regolativa. Quando è che c'è stata la democrazia su questa terra? Non so, se pensiamo all'epoca dei greci e dei romani, più che guerre non facevano, occupazioni, disastri, stermini e via di seguito, no?
la grandezza di Roma. Poi c'era tutto il Medioevo, non si è comportato diversamente. Signorie e principati si facevano la guerra tra di loro. La Rivoluzione francese, 800, guerre di indipendenza, 900, fascismi e comunismi. Dov'era la democrazia? La democrazia poi non è solo andare a votare. È troppo comodo pensare questa cosa. Giovanni Sartori, che era un grande politologo, morto qualche 7-8 anni fa, diceva che andare a votare non è necessariamente un segno di democrazia, perché è il modo di eleggere i capi, ma ce ne sono diversi di modi di eleggere i capi. La democrazia consiste nel fare delle cose concrete, per esempio costruire dei nidi e degli asili in modo che si liberi le donne dal focolare, tanto per dire, creare le condizioni perché anche i non abbienti possano istruirsi, eliminare le code negli ospedali pubblici in maniera tale che le malattie possano essere curate nell'immediatezza del loro insorgere. Questa si chiama democrazia. Non basta andare a votare e dichiararsi un paese democratico, non basta. Poi a noi occidentali è venuta anche in mente l'idea di esportarla la democrazia, no? In realtà il risultato finale, invece di esportare la democrazia, abbiamo importato la jihad. No, questo è stato il risultato. Perché non si va là a bombardare così senza avere una cognizione di chi abita in quelle terre, come sono le loro religioni, che differenza passa tra gli sciiti e i sunniti. Non si pone all'ignoranza e scaraventare bombe, tenendo conto che tutti i problemi che ha il Medio Oriente li abbiamo creati noi dopo la Prima Guerra Mondiale, quando col righello e col compasso abbiamo stabilito come sono fatti gli stati. Questo è successo per l'Africa e per il Medio Oriente. Guardate come sono in Africa e Medio Oriente gli stati, tirati col righello e col compasso. E no, non puoi fare una cosa così. Prima o poi le differenze culturali esplodono. Ecco, adesso io sono convinto di una cosa. Kabul non è solamente stato un fatto tragico. Ha segnato un punto in cui la storia sta girando il mappamondo. In che modo? Gli americani, ritirandosi da Kabul, hanno dato un messaggio che stavano già dando ormai da 30 anni: noi dell'Europa non ci occupiamo più, e del Medio Oriente neanche, perché i nostri interessi sono contrastare la Cina. L'oceano che ci interessa non è l'Atlantico, è il Pacifico, punto. Nell'Afghanistan chi è che arriva? Ci sono due personaggi che arrivano, uno è Putin che confina e l'altro è Xi Jinping, cinese. I cinesi non occupano, non fanno colonialismo con le bombe, non controllano le aree geografiche con le bombe, loro controllano le aree geografiche con gli investimenti. Nel mese di luglio dovevo andare a parlare nel Montenegro, perché avevano tradotto un mio libro in serbo, volevo farmi parlare. Poi non sono andato perché mi hanno detto che si è riempito di Covid e quindi non era il caso che andassi. Però i cinesi lì cosa hanno fatto? Hanno costruito un'autostrada che da Podgorica al mare, e adesso per 45 anni il Montenegro deve versare i soldi ai cinesi. In Nigeria, mi diceva un missionario, i cinesi mandano 4 jumbo al giorno pieni di carcerati, i quali devono restare in Africa a lavorare per 5 anni a gratis, facendo gli operai, non importa che siano intellettuali oppure carcerati politici, eccetera. Per cui i cinesi in questa maniera vincono tutti gli appalti, perché la manodopera non costa. Sono bravi nella modalità di investire. E l'Africa è diventata quasi cosa loro. Bene, allora arriveranno anche in Afghanistan, perché alla Cina interessa la via della seta. L'Afghanistan poi è un paese ricco di minerali molto importanti, di materie preziose.
Ecco, l'Europa cosa fa? E anche qui chiariamoci le idee. L'Europa purtroppo non esiste perché noi pensiamo Europa, sì, ma cosa è fatta l'Europa? L'Europa è fatta da 27 stati, ciascuno dei quali ha l'autonomia di decidere le cose per conto suo. Per fare una decisione unanime bisogna farla all'unanimità. È sufficiente, per esempio, che la Danimarca, non cito lei per caso, per dire che ha 5 milioni di abitanti, dica no e non si fa niente. Allora non c'è l'Europa perché non abbiamo ancora fatto questa sorta di federazione, non abbiamo una difesa comune, non abbiamo una politica comune, l'euro non si sa fin quando regge perché una moneta deve essere sostenuta da una politica e da un esercito. È sempre stato così nella storia. Noi abbiamo una moneta unica, ci sentiamo europei. No, siamo ancora nazionalisti. E il nazionalismo è la forma più becera di stare al mondo in un contesto dove gli stati sono continentali. È continentale l'America, è continentale la Russia, è continentale l'India, è continentale la Cina. E noi cosa facciamo? La Spagna, l'Italia, la Francia a contrastare queste potenze? No. E allora si svegliano questi dell'Europa, cioè ci svegliamo noi? No, non ci svegliamo. Continuiamo a essere attaccati alla nostra cosiddetta patria, al nostro nazionalismo e non vediamo che ormai la storia è cambiata radicalmente. Non abbiamo più l'America che ci difende, abbiamo gradatamente la Cina che ci compra. Ha comprato il Pireo perché la Merkel non ha aiutato la Grecia quando era piena di debiti, tenendo conto che il PIL della Grecia era uguale al PIL della provincia di Vicenza, quindi non era una roba spaventosa. Non l'ha comprato, sono arrivati i cinesi e hanno comprato il Pireo, che è il porto del Mediterraneo più grande in tutto il Mediterraneo. Adesso hanno comprato anche il porto di Trieste, i cinesi. I triestini sono anche contenti perché dicono adesso si comincia a lavorare di nuovo, no? Non è così il problema. Ecco, e allora capite, i cinesi conquistano investendo, non bombardando. Sono molto raffinati loro. Un'ultima domanda per concludere. La libertà. No. L'ho interrotta, mi scusi. L'ho interrotta, mi scusi. No. No, dica. Dunque, anche qui la libertà, un po' di prudenza nell'usare le parole. La libertà, davvero ci credete che esiste la libertà? Davvero credete che io sia libero, per esempio, di parlare diversamente di come sto parlando adesso? Molto improbabile. Allora, che cosa succede? Succede che la libertà, la presunta libertà, confligge con l'identità. Se io sono quella persona lì, non è che sono libero di essere un'altra persona e fare cose diverse, a meno che non abbia una doppia personalità, Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Ma se ho una persona, su dove si fonda la fiducia sociale? Sul fatto che ti conosco e so che da te discenderanno certe azioni e non il loro contrario. E allora dov'è la libertà? Per fare un esempio molto semplice, una volta Jean-Paul Sartre è andato in montagna, è caduto, si è rotto una gamba e è andato in ospedale. È andato a trovarlo Merleau-Ponty, che era suo amico, e gli ha detto: ma Jean-Paul, non potevi andare in montagna con una guida? E Sartre l'ha guardato e gli ha detto: scusa, secondo te io vado in montagna con la guida? Ecco, per quel tanto che io conosco il carattere di Sartre, certamente no. Quindi lui era libero o non era libero di andare in montagna? No, la sua identità produce certe azioni e non le altre. E quindi dov'è la libertà? Attenzione, adesso è saltata fuori la genetica, no? E nessuno prende in considerazione. La genetica ci dice quando moriremo, come moriremo, a che età moriremo, di che malattia moriremo, che cosa ci succederà, per dire, la genetica. Quindi la genetica è una grossa dimensione antilibertaria. Però i genetisti, per non far troppa impressione, dicono sì, va bene, è vero, cioè, noi siamo deterministi, è tutto regolato dal determinismo, però c'è anche l'ambiente. L'ambiente è più determinista della genetica. Se io nascessi in Afghanistan sarei un talebano,
Invece sono nato a Milano e non sono un talebano. Fossi nato in India sarei un buddista. Cioè, chi sono io? Sono il figlio dei miei genitori, dell'ambiente che ho frequentato, degli insegnanti che ho avuto, dei libri che ho letto, delle persone che ho incontrato. Il mio ambiente mi istituisce il mio carattere, la mia identità. E a partire da qui, tra genetica e ambiente, dov'è la libertà? Però la libertà bisogna pensare che ci sia, perché la libertà crea la responsabilità. Se sei libero, sei responsabile delle tue azioni. Se sei responsabile, sei punibile. Questo è lo scopo finale. Sei punibile. Mi ricordo una sentenza tedesca che ha fatto clamore in Italia di un immigrato italiano che lavorava alla Volkswagen, che ha ucciso un suo compagno di lavoro. Il giudice l'ha giudicato e gli ha dato una pena abbastanza lieve rispetto alla gravità dell'atto. In Germania è successo un po' di sollevamento e anche in Sardegna, perché la motivazione usata da questo giudice è che lui aveva diminuito la pena perché colui che l'aveva commessa era un sardo. E siccome i sardi vivono con le pecore, sgozzano pecore, lui è cresciuto in questa cultura e non conosceva altra forma se non quella di sgozzare. Cosa sta dicendo questo giudice con una certa intelligenza? Sei figlio del tuo ambiente, non sei libero come potrebbe essere uno che ha studiato, uno che sta bene, uno che ha i soldi, uno che non ha mai faticato per mangiare, per mettere insieme il pranzo con la cena. Capito queste cose? La libertà. Beh, il tema di questa serata, pensare il futuro, ci impone quest'ultima domanda. Non le chiederò di prevedere il futuro perché so che è una domanda che, insomma, i filosofi odiano in maniera particolare perché sembra che vengano sempre trattati da indovini poi durante questi incontri, quindi non le chiederò di prevedere il futuro, ma piuttosto di dare forse qualche indizio, forse ai giovani che magari ci saranno, adesso non li vediamo con questi riflettori piantati negli occhi, però magari ci saranno in platea. Da dove devono partire per immaginare un futuro? Dunque, io con la parola futuro sono un po' perplesso, perché attenzione bene che cosa succede con la parola futuro. Tutti quanti ci occupiamo del futuro, mai del passato, perché il passato non è mica detto che sia passato, magari il passato continua a condizionarmi, ma guai a revisionarlo. Ora, che cosa succede? Noi viviamo, abbiamo detto prima, in una cultura cristiana. Cosa ha detto il cristianesimo? Che il passato è male, peccato originale, il presente è redenzione, il futuro è salvezza, il futuro assolutamente positivo. C'è un'altra vita. La scienza, che di solito si contrappone alla religione, è anche lei profondamente cristiana, perché il passato è negativo, ignoranza, il presente è ricerca, il futuro progresso. Assolutamente positivo. Anche Marx è un cristiano sotto questo profilo. Il passato è ingiustizia sociale, il presente è far esplodere le contraddizioni del capitalismo, il futuro giustizia sulla terra, positivo. Freud scrive un libro contro la religione intitolato L'avvenire di un'illusione e dove si formulano i traumi e le nevrosi nel passato. Il presente è terapia, il futuro guarigione. Tutto in Occidente vede il futuro in termini positivi, per input cristiano. Però Nietzsche ha detto che Dio è morto e non lo fa dire all'ateo, non è interessante l'ateo, l'agnostico, sono tutti cristiani, anche gli atei, anche gli agnostici, perché anche loro credono che il futuro sia positivo, o comunque mettono le parole speranza nel futuro. Pasolini l'aveva tolta dal suo vocabolario la parola speranza. Io sono d'accordo con lui, perché ci sono delle parole come sperare, augurarsi, auspicare, che sentite spesso dai politici, tutte parole della passività. Si aspetta che il futuro porti
rimedio ai mali del presente. Il futuro non porta nessun rimedio. Il futuro è un tempo come un altro. O ti dai da fare, o altrimenti nella tua inerzia finirai marginalizzato. Ora, che cosa si può dire ai giovani? Io ai giovani direi una cosa seria. Dunque, il futuro dovrebbero rendersi conto che appartiene a loro, non appartiene a me, per esempio. La differenza tra me e loro è che quando io avevo la loro età il futuro era lì ad aspettarmi, pronto. Era lì, aspettarmi. Tra la mia laurea e la mia assunzione in ruolo nei licei sono passati 6 mesi. Oggi se uno si laurea in filosofia la prima cosa che deve mettersi in mente è che non insegnerà mai filosofia. Ecco, questa è la differenza tra il mio futuro e il futuro attuale. Ma soprattutto sono gli adulti a dover dare un'occhiata a questi giovani. In che maniera? Dobbiamo sapere che i giovani dai 15 ai 30 anni hanno il massimo della forza biologica, hanno dei corpi forti e belli. E cosa vendono? Forza e bellezza. Quel motivo calciatore o veline non è tanto una sciocchezza, è vero, perché la biologia dei giovani è una biologia interessante proprio per la forza e la bellezza. I giovani poi dai 15 ai 30 anni hanno il massimo della potenza sessuale, ma non procreativa, perché il nostro sistema economico non ti consente di mettere al mondo i figli quando arrivano a maturazione gli organi sessuali. E se questi arrivano a maturazione a 13-14 anni, tu per mettere al mondo i figli devi aspettarne almeno 20. Intorno ai 30 ti metti al mondo un figlio, perché prima non sei occupato, oppure non riesci a pagare il mutuo, oppure devi vivere in casa dei genitori. E allora? Massimo della potenza sessuale ma non procreativa. Jacques Maritain, che era un filosofo francese, aveva scritto una lettera a Paolo VI dicendogli che Dio aveva creato degli angeli, no, che la nostra civiltà ha creato degli angeli che Dio non aveva previsto, che sono i giovani, quali non fanno gli angeli naturalmente, ma una sessualità non procreativa, una sessualità un po' acefala. Poi dobbiamo tenere presente che dai 15 ai 30 anni i giovani hanno il massimo di potenza ideativa, poi si degrada. Esempio, non so, Einstein ha scoperto la sua formula a 24 anni, Leopardi ha scritto l'infinito a 21 anni, chi ha inventato Google e l'altro che ha inventato Apple hanno prodotto le loro ideazioni dai 20 ai 30 anni a partire da un garage. Ora i giovani hanno un'ideazione potentissima, disorganizzata finché si vuole, ma quando vanno e si presentano al lavoro, per modo di dire, mandano un curriculum abbastanza scarno perché non hanno fatto niente, poveretti. Invece le ditte vogliono esperienza, insegnagli. Ecco, allora cosa gli fanno fare? Fanno fare le fotocopie, lavoro a cocò, lavoro in affitto, lavoro a progetto. Ma allora a questo punto tutto il potenziale ideativo dove va a finire? Va a finire in una mortificazione. Ma guardate che questo è vero. Io mi ricordo, l'unica idea che ho avuto nella mia vita l'ho scritta nel primo libro tra i 26 e i 30 anni, che si chiamava Il tramonto dell'Occidente. Tutti gli altri libri sono conseguenza di questo tramonto, ma l'idea è quella là, che ho avuto in quel periodo là, non dopo. Ecco, e allora che cosa possiamo pensare di una società che non usa il massimo della forza biologica, il massimo della forza sessuale, il massimo della forza ideativa che sono i giovani? Non ci credono i vecchi, non ci credono gli adulti nei giovani, non ci credono. E poi dicono, bisogna aiutare i giovani, con che cosa? Con il reddito di cittadinanza, gli dai la mancia. No, è così, Non metto in dubbio che sia così. Grazie mille per queste sue riflessioni, professor Galimberti. Credo che adesso tutti noi andiamo a casa con un bagaglio non semplice, pesante, di riflessioni nichiliste, pessimiste, ma che tuttavia forse ci daranno lo spunto per
una riflessione che sarà un po' più profonda di quelle che di solito facciamo, soprattutto di questi tempi, quando veramente ci siamo in qualche modo abituati a ragionare dall'oggi al domani, a ragionare a quando faremo la prossima dose di vaccino, quando andremo a fare la spesa, se si può farla alle 8, se si può farla alle 10 e così via. E quindi queste riflessioni forse ci danno questo dono, di riflettere un po' oltre quelli che sono i limiti del nostro tempo, quelli che sono i limiti della nostra epoca e della nostra società. Quindi certo. di nuovo grazie mille per il Grazie suo... a voi.